Ciao a tutti, io sono Emanuele Fortunati, sono uno degli attori della compagnia del Mercante di Venezia che andrà in scena stasera qui nel vostro bellissimo teatro. Adesso vi accompagno con me, entreremo come faccio io da qui, scopriremo il teatro, incontreremo gli altri attori e vediamo un po' dietro le quinte. Venite con me. Faccio strada. Non sono ancora entrato, quindi entriamo e vediamo se stanno provando, sperando di non disturbare. Abbiamo la fortuna di avere due protagonisti, Shylock e Antonio, Franco Branciaroli e Pier Giorgio Fasolo, quindi chiederei subito qualcosa a loro. Shylock, per farla breve, in realtà è la finanza moderna che irrompe in un sistema finanziario classico che è quello veneziano, perché poi la banca, insomma, in un certo senso, come facciamo noi quando andiamo in banca, cui non è esatto puntare tutto sull'antisemitismo, eccetera. È un antisemitismo che deriva da questo problema finanziario e poi religioso, perché la cosa che Shakespeare fa, che dà molto fastidio, è che lo costringe a convertirsi al cristianesimo se vuole avere indietro il suo denaro, e questo per un ebreo è intollerabile. Shakespeare glielo fa accettare. Io vedo che c'è lì il giudice che ti processa, quindi andiamo da Valentina Violo. E Porzia è il personaggio principale femminile di questa tragicommedia, diciamo, un personaggio femminile molto forte, che parte da una condizione fiabesca e di incatenamento, perché il padre la obbliga a non sposarsi finché non troverà un pretendente che sceglierà lo scrigno giusto, quindi c'è una lotteria, e lei, quindi la sua sorte è un po' affidata al caso. Pier Giorgio Fasolo. Pier? È stata una settimana piuttosto faticosa, intensa, perché cambiare città tutti i giorni, insomma, è un po' una fatica. Ma anche questi paesi che abbiamo visitato, per esempio, sono molto belli. Tutto questo io faccio Marocco, che è uno dei pretendenti sfortunati di Porzia, e Soranio, che è uno degli amici di Antonio. Qui c'è Alice che non si vuole fare inquadrare. Vieni. Alice è il nostro angelo custode, grazie a lei tutto può accadere. Non solo grazie a me, ma grazie a tutti i tecnici che ci stanno dietro. Sì, assolutamente, no, dico, ma lei è il nostro Io sono il capofila. E poi andiamo anche nel retropalco, che magari non tutti quanti sono abituati ad andare nel retropalco o nei camerini. Sento il rumore di fonna. Ciao! Ecco, c'è Bassanio. Mi sta asciugando i capelli. Perché Bassanio è un po' uno sfruttatore, cioè, diciamo in senso negativo e positivo, è uno che è un piccolo arrampicatore sociale. Ed è una figura molto moderna, secondo me, che possiamo ritrovare anche ai giorni nostri. Non gliel'ho mai fatta questa domanda. Tu come si fa? Perdoni il tuo personaggio o lo critichi, lo giudichi un po'? No, io lo amo follemente. E divento anche io un po' Bassanio in questi giorni, infatti bisogna stare attenti. Cercando di sfruttare, rubare soldi, cose, bisogna stare attenti. Ti lasciamo asciugare i capelli, grazie. Ciao. C'è qualcuno qui delle ragazze? Andiamo dalle ragazze. Questo è il cammino delle donne, che è sempre più profumato, più bello, più sistemato. C'è anche da mangiare di solito, quindi noi veniamo a rubare quando sono in scena loro. Ecco. È vero. Siamo molto contenti ovviamente di essere qua, adesso siamo proprio appena arrivate, però insomma siamo felici di portare questa storia sul palco come stiamo facendo da ormai più di un mesetto. E nella storia tu sei? Io sono Nerissa, quindi sono l'ancella della mia signora Porzia. Ed è molto bello, devo dire, il rapporto che abbiamo, perché sono due personaggi che hanno un legame veramente di sorelle, sono quasi sorelle, migliori amiche, e io sono sempre molto affezionata al ruolo delle donne in questa storia. È molto importante, cioè le donne sono molto coraggiose, prendono tanto spazio in quest'opera, e Porzia del resto gestisce, senza fare troppi spoiler, una situazione alquanto complessa in cui gli uomini non se la sarebbero cavata troppo bene, quindi ci diamo da fare. Io sono stato benissimo questi giorni, ho mangiato bene e siamo stati accolti bene veramente in ogni piazza in cui siamo andati, quindi abbiamo fatto questo viaggio magari facendo avanti e indietro, quello può essere un po' stancante, però veramente ripagati dal colore del pubblico, dall'attenzione, e so che è banale dirlo ma non è scontato, quindi è stato molto bello questo giro e ci rimarrà nel cuore della tournée. Ecco, qui entriamo proprio dietro le quinte.
Qui ci sono tutti gli oggetti di scena, ci sono i manoscritti che verranno trovati negli scrigni quando si cerca di conquistare la bella Porzia, ci sono delle immagini, oggetti di scena, qui c'è tutto il reparto della microfonia e qui c'è proprio quella che è sia la prigione sia la casa di Shylock. Venite con me, entriamo proprio in scena. Eccoci qua, prego. Questa è la scena del nostro mercante con la regia di Paolo Valerio e ringraziamo l'ERT FVG per l'ospitalità in questo bellissimo teatro. E il Doge, Francesco Migliaccio, e anche il mio compagno di sventura Solanio Salerio, siamo insieme. Cancelli, Giulio, lui è quello simpatico della compagnia. Cancelli, sai che fa? Io faccio... Graziano, e quella che ha parlato è la figlia di Shylock. Com'è andata questa settimana? È stata intensa, bello, è stato molto bello vedere tutti i vari paesi. Mauro Malinverno, Lancillotto. Questo è il mio personaggio, e tu lanci il lotto vuol dire che lui lancia il lotto, nel senso che lo lancia il lotto, ma poi dopo non guadagna nulla praticamente. Andiamo da Lorenzo. Lorenzo? Mi chiamo Lorenzo e Lorenzo è anche il nome del personaggio, un Lorenzo doppio si può dire. E Lorenzo è appunto il ragazzo che rapisce Jessica, che è la figlia di Shylock. Fa impazzire Shylock a causa di questa cosa, molto bello, l'innamorato, no? E a questo punto io direi che, vabbè, io ho detto qualcosa sui miei personaggi, ma comunque sono stato con voi tutto questo tempo, quindi vi ringraziamo per questa settimana e per il tempo trascorso qui e niente, quindi speriamo di vedervi in teatro e di incontrarci un'altra volta. Grazie, ciao!